41esima Fiera dei Vini a Corno di Rosazzo. Il presidente Massimiliano Fedriga è qui perché questo è una piazza anche che si ravviva grazie a questa iniziativa. Sì, soprattutto dopo 2 anni di Covid, poter fare di nuovo le manifestazioni in presenza, vedere le persone, penso che oltre il merito della manifestazione stessa, che festeggia e presenta l'eccellenza del nostro territorio, l'agroalimentare del nostro territorio, è anche, vuol dire, un ritorno alla vita, e quindi anche questo è un messaggio positivo. Qui proprio sta come nasce il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, cioè l'eccellenza della nostra terra che si propongono su una vetrina internazionale, però che partono dal territorio, quindi manifestazioni come questa la rappresentano perfettamente. Quindi promozione del territorio grazie anche al vino, qui in particolare di Corno di Rosazzo. Ma il vino è un'eccellenza del Friuli Venezia Giulia che appunto si affaccia al mondo, non si affaccia soltanto alla regione, all'Italia, e devo dire che anche i riconoscimenti che abbiamo della nostra produzione vitivinicola regionale riscontrano, diciamo, la grande qualità, che delle volte è di nicchia perché non abbiamo magari i numeri di altre regioni, però le altre regioni non hanno la nostra qualità, quindi noi puntiamo sull'eccellenza. Assessore, un appuntamento tradizionale, quello della Fiera dei Vini dei Colli Orientali, utile anche per l'attrattività del territorio? È una fiera importante, bella, che è cresciuta, una fiera che oggi celebra la sua 51esima edizione. Insomma, una fiera che ha richiamato negli anni sempre tantissime persone, una fiera in grado di promuovere quelli che sono i produttori autoctoni, ma in quest'anno anche produttori del Carso, per celebrare Duino Aurisina, città italiana del vino 2022. Quindi, insomma, in questo periodo stiamo inaugurando molte manifestazioni come questa, importanti, che stanno a dimostrare quanto la nostra regione è in grado di offrire in termini di accoglienza, in termini anche di feste, in termini di prodotti enogastronomici.